Cari amici di Viaggiando con l'Arte, buon 2026, parte la rubrica dell'arte a 360 gradi nel territorio dell'Alto Trevigiano e Basso Feltrino che tanto ci avete richiesto. Quest'anno vi accompagneremo in varie tappe durante tutto il corso dell'anno con varie mostre e varie raccolte di mostre, ma quest'oggi partiamo da San Zenone degli Ezzelini, Donne in Arte, con noi le due curatrici Paola Ciunato e Daria Tasca. Ben ritrovate ragazze. Grazie. Ben ritrovate, buon anno a tutti voi anche se in ritardo. Paola, qual è il tema dell'anno e come si svolge quest'anno il doppio weekend? Sì, anche quest'anno doppio weekend. Quest'anno abbiamo dato un titolo emozionante: giallo, cromie di luce, colori ed emozioni, perché il giallo crea emozione, il giallo è amore, il giallo è felicità e anche gelosia. Cosa posso dire? Anche quest'anno abbiamo avuto la collaborazione dell'Istituto d'Arte Scotton di Breganze, e pensa che hanno accettato perfino i ragazzi di prima, una cosa insolita. Si sono ripresentate altre 5 ragazze di quarta che hanno realizzato dei progetti in carta, che poi andranno anche un'altra mostra, e veramente siamo stupite e anche entusiaste del loro operato. Abbiamo la fortuna di ospitare più di 40 espositrici di varie tipologie, e anche loro li abbiamo messi un attimo in difficoltà subito con questo colore, ma poi abbiamo visto tutto uno sbocciare di idee, veramente, siamo veramente entusiasti. E lo abbiamo visto anche dalle parole, Daria, passo la parola a te. Sì. Poc'anzi a telecamere spente facevamo proprio una disquisizione sulla qualità del lavoro esposto, che cresce di anno in anno. Sì, noi cerchiamo di portare sempre più avanti il livello di qualità e di creatività e più che altro dell'entusiasmo delle nostre donne, perché anche se da un anno all'altro abbiamo la stessa espositrice, però si rimette in gioco con il colore. Poi noi cerchiamo di creare anche un ritmo nell'esposizione, proprio nella mostra stessa, e quello che vogliamo alla fine, che cerchiamo di avere alla fine, è proprio il livello qualitativo che, senza mancare di rispetto al mercatino, però deve essere. Sono due cose diverse. Sono due cose diverse e speriamo di esserci riusciti in questi anni. E poi è bello anche l'entusiasmo delle nostre espositrici, perché sono loro per prime che ci danno la carica. E poi il giallo quest'anno, come ha detto la Paola, è stata una bella sfida. Invitiamo i telespettatori a venire a visitare il prossimo weekend. Certamente. La mostra sarà aperta dalle 10 di mattina, orario continuato, fino alle 19. Siamo a San Zenone degli Ezzelini, in Villa Marini Rubelli, località Sopracastello. Località Sopracastello, sì. Il bello è l'ambiente che si è creato qui, senza gelosie, e anche proprio bello, gioioso, e vediamo, di amicizia, di condivisione. Sì. E questo è il nostro appello per tutte: se vogliono venire, vengono a vedere, e poi ci siamo noi qua ad accoglierle. E ci uniamo anche noi al loro invito. Vi aspettiamo qui a San Zenone degli Ezzelini, Villa Marino Rubelli. Ci scusiamo in anticipo anche a nome degli organizzatori se purtroppo questo servizio televisivo è corto e non tutte le opere d'arte sono state rappresentate, ma capiteci, questi sono i tempi tecnici, ma venite a visitarli perché davvero meritano come qualità e come quantità. Viaggiando con l'arte vi dà appuntamento alla prossima puntata e vi auguriamo buona giornata.